Buona, ciao ragazzi, allora questo è il backstage del video che penso sia già uscito, quindi quello sul Jingle Bell natalizio, e appunto vi faccio vedere come abbiamo realizzato il trattore di Natale. Prima di partire con il video però vorrei ringraziare tutti gli iscritti al canale, e dato che non posso nominarvi tutti, nomino questi 5. Adesso gli dobbiamo mettere le luci, devo spostarlo avanti. Questa qua invece è l'ape natalizia che dopo accenderemo, e in pratica questa è l'ape che usiamo per fare la stella alla Zise. Non so se sapete cos'è, comunque in pratica andiamo per le vie a cantare. Adesso dobbiamo attaccare queste luci qui al trattore, vediamo cosa viene fuori. Ecco, allora lo stiamo facendo passare lungo tutto. Aspetta, che non ci vado sopra le luci. Stiamo facendo passare il filo lungo, diciamo, la parte esterna del trattore. Ma no, fin sotto, fallo passare da sopra, no? Bene, abbiamo quasi finito, spengo la GoPro, se no mi si esaurisce tutta la batteria con sto freddo qua. Ok, allora adesso abbiamo attaccato tutto, proviamo a accendere la corrente, vediamo cosa si vede. Ecco, non va. Si vede proprio leggero leggero, bisogna metterci una luce. Oh là, bello però, eh? Ma che effetto che fa? Guarda davanti. Dopo se gli metti un po' una luce intorno. Ma tu prova a accendergli i fari, li vedi? Provo io adesso. È già meglio. Sì, e da sotto gli metto la luce. Vedrai adesso, aspetta. La luce da campeggio di mio fratello qua, che fa un sacco di luce proprio. Gliela metti sotto così. Cosa? Perché no? Che bello che è che non vedi mica davanti proprio. Allora in pratica l'idea è quella di fare 2 registrazioni, insomma, con la chitarra. Mi sono portato qua la chitarra e anche la macchinetta fotografica per dopo, e una registrazione sull'ape e con l'altra invece vicino al trattore. Sull'ape in movimento, mentre il trattore per forza devo lasciarlo fermo. Accendila, eccola lì, l'ape di Natale. Boh, prendo la chitarra e arrivo. Ovviamente la registrazione l'ho già fatta in casa, adesso farò solo finta di suonare perché non posso portare l'amplificatore qua. Nei videoclip insomma si fa così normalmente. Che freddo che c'è però, con le mani mi ghiaccio. No, il plettro. Ah no, ma non devo usare il plettro. Adesso vi faccio vedere cosa uso per suonare stavolta. L'idea è quella di usare questo qua. Ok ragazzi, allora ho portato delle modifiche, nel senso che sono andato a prendere dei tubi LED che abbiamo insomma per fare normalmente gli addobbi agli alberi, e l'ho messo intorno al trattore, intorno alle ruote, così gli dà più, diciamo, potenza, ecco. Non è proprio perfetto insomma, però dai, insomma ci sta, meglio di prima, ecco. E invece lo saprete solo voi questo, o almeno chi vede questo backstage, però appunto la parte di qua non è illuminata perché non ci arrivava il filo, ecco, quindi abbiamo fatto solamente la parte a destra. Adesso mi metterò tipo qua a registrare la parte. Qui invece ho un altro filo LED che utilizzerò per provare a fare una ripresa con la chitarra. Una la faccio con e una senza, in modo tale che, perché vedete che è un colore tanto diverso dall'altro, quello lì è giallo chiaro, questo qua invece è giallo più rosso quasi, ecco. E adesso non perdiamo altro tempo e facciamo la registrazione. Allora adesso devo fare la scena dove prendo il, diciamo, questo gancio qua. Lucas è appena tornato dalla vacanza, è andato a fare un po' di snowboard. Veloce devo essere. 3, 2, 1. Adesso andiamo a prendere la chitarra, dopo gli metterò anche un effetto sonoro sotto. Lo metto di così anche. Devo portare indietro il fruttetto per prima cosa.
Allora un primo video lo faccio con i fari del frutteto puntati, così sono sicuro che si vede qualcosa. Dopo gli altri due li faccio senza invece. Ho acceso anche i fari della macchina così si vede ancora di più. Adesso devo fare la parte. Ok, sono andato a prendere il cellulare. Ne faccio un'altra con questo intorno, poi uno con l'ape e dopo va. Ok, allora mettiamo l'ape, mettiamola un po' indietro. E va bene dai ragazzi, allora spero che anche questo video vi sia piaciuto e anche l'altro, insomma quello ufficiale della canzone. In caso positivo fatemelo sapere zappando un like e iscrivendovi al canale e noi ci vediamo alla prossima puntata. Buon Natale a tutti! Ok, stop, con questa dichiaro chiuse le riprese.